Dopo i 4 casi di positività al Covid emersi alla vigilia della partita contro l'Empoli di domenica scorsa, 3 giocatori e un componente dello staff, aumenta di altri 10 il numero dei tesserati del Venezia Football Club nel gruppo della prima squadra che risultano essere stati contagiati. A 48 ore dalla partita contro l'Inter a Milano, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 18 a San Siro, tra i lagunari, dopo l'ultimo giro di tamponi, i positivi accertati sono ben 14. La partita perciò è a forte rischio. Come sua consuetudine, il club non ha però fornito i nomi dei positivi per questioni di privacy, dunque non è possibile sapere con certezza quanti siano i giocatori positivi e quanti invece i componenti dello staff. Da voci ufficiose, però ben attendibili, pare che i giocatori che abbiano contratto il coronavirus siano 8. La partita viene rinviata quando il focolaio coinvolge almeno 9 giocatori. In base all'ultimo protocollo approvato dalla Lega di Serie A, il match è comunque in bilico. Teoricamente, se i positivi fossero davvero solo 8, si dovrebbe scendere in campo, ma come abbiamo visto, il virus con la variante Omicron si diffonde assai rapidamente. In tutto ciò, la squadra dovrebbe partire domani pomeriggio per Milano per giocare contro la capolista Inter. Cosa accadrà?